Delitto di Marco Cossi, indagato per omicidio volontario il socio e amico 47enne Samuele Donadello, è lui l'uomo che ieri si è costituito in questura, interrogato per 10 ore dagli inquirenti. Con la vittima avrebbe dovuto iniziare l'attività di food truck. Lite furiosa per questioni di confine, 70enne tenta di investire il vicino di casa con una ruspa, è caduto a Paese, l'uomo bloccato arrestato dai carabinieri. Dall'auto sparano i ciclisti con un fucile d'aria compressa, ferendone uno alla gamba, colpita dai pallini 2 diciottenni identificati e denunciati a Luzzo Testino. Nel 2024 Paolo Michelotto si tolse la vita dopo aver perso il posto alla metro di Marghera. 2 anni dopo la sentenza del Tribunale del Lavoro fu licenziamento illegittimo. Villetta in fiamme, paura in strada del Brolo a Bassano del Grappa, il rogo partito da un cortocircuito, l'intervento dei vigili del fuoco, famiglie evacuate e casa inagibile. Prima notte in un vero letto per i giovani stranieri sgomberati dal parcheggio del Negro a Treviso e accampati per protesta sotto i portici di via Municipio. Il benefattore resta anonimo, stupito dalla cattiveria della gente. Sorpreso dalla violenta polemica, il cappello alpino non è una descrizione dell'ANA, la lettera del presidente nazionale delle penne nere dopo le polemiche sul simbolo donato ai volontari delle Olimpiadi Milano Cortina. Sottosegretaria al Ministero delle Imprese del Made in Italy, la senatrice leghista Mara Bizzotto dopo il giuramento fissa le priorità, sostegno alle aziende e pressing su Bruxelles. Modello 3D e tecnica robotica, intervento all'avanguardia a Padova per un paziente operato di tumore al rene e dimesso dopo sole 24 ore. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto dunque si apre con la cronaca e la svolta importante nelle indagini sul delitto di Marco Cossi, il 48enne brutalmente ucciso con 15 coltellate a Padova, perché l'amico e socio in affari Samuele Donadello è indagato per omicidio volontario. È lui l'uomo che ieri si è presentato in questura ed è stato interrogato per quasi 10 ore dagli inquirenti. È ancora però da chiarire il movente. Indagato per omicidio volontario, è questa la pesante accusa a carico di Samuele Donadello per la morte di Marco Cossi, il 48enne ucciso con oltre 15 coltellate nella notte tra domenica e lunedì a Padova. Dopo un interrogatorio di oltre 10 ore al quale si è presentato volontariamente in questura, accompagnato dal suo avvocato, Donadello ha confessato l'atroce delitto dell'amico. Classe 1979, da tutti conosciuto come Masterchef per la sua esperienza di cuoco in Inghilterra, Samuele avrebbe dovuto aprire un food truck proprio con la vittima in questi giorni. Al momento non è stato disposto alcun fermo. Secondo gli inquirenti non sussisterebbero esigenze cautelari immediate come il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. Tuttavia non è escluso che la procura possa valutare nei prossimi giorni eventuali misure restrittive. Il nodo da chiarire è ora però il movente. Intanto emergono dettagli sempre più drammatici sull'aggressione del 48enne. Cossi è stato colpito con estrema violenza al volto, al collo, al torace e all'addome con un coltello che sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Una sequenza di colpi che suggerisce come Marco abbia provato a difendersi e che gli investigatori definiscono come overkilling, brutalità tipica di quando l'aggressore conosce la sua vittima. Il 48enne, originario di Latisana, si era trasferito in Veneto con la famiglia, prima a Noale, dove aveva frequentato le scuole, poi era stato un periodo all'estero e da qualche tempo era tornato nel Padovano per assistere l'anziana mamma con la quale viveva a Selvazzano. Marco lavorava all'azienda Plurima di Veggiano, ditta che effettua trasporti di farmaci. Proprio qui i suoi colleghi si sono chiusi nel dolore, ma hanno deciso di aprire una colletta per aiutare la madre in difficoltà. Un uomo d'oro, così ce lo descrivono i colleghi distrutti dalla perdita, e proprio in queste ore hanno portato un mazzo di fiori e dei lumini in via Santi Fabiano e Sebastiano, dove quella maledetta notte Marco perse la vita. Nel Trevigiano invece a Paese una furiosa lite per questioni di confine tra vicini di casa porta un 70enne a tentare addirittura di investire il vicino di casa con una ruspa. È stato bloccato e arrestato dai carabinieri. È salito su una ruspa, poi ha tentato di travolgere il vicino di casa con il quale aveva appena avuto l'ennesima lite. È accaduto in Via Verdi a Paese, un rancore covato da tempo per motivi legati a questioni di confine, una discussione accesa iniziata nel pomeriggio che ha rischiato di finire in tragedia. Un 70enne, ad un certo punto accecato dalla rabbia, ha preso la ruspa e senza pensarci 2 volte ha tentato di investire il vicino di casa, un 50enne di origini albanesi. Il pensionato, per fortuna, non
è riuscito nel suo intento, ma ha danneggiato una piattaforma che era presente nella proprietà del 50enne, dove sono in corso alcuni lavori edili. La vittima dell'aggressione, spaventata dalla reazione del vicino, ha subito allertato le forze dell'ordine. In pochi minuti sul luogo è intervenuto un'auto dei carabinieri. I militari hanno tentato di calmare gli animi e riportare la situazione alla normalità, ma il 70enne furibondo si è scagliato anche contro i carabinieri, aggredendoli con spintoni e calci. Per lui è scattato l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'anziano, difeso dall'avvocato Simone Guglielmin, è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Iuri De Biasi ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di firma giornaliera presso i carabinieri di paese. Il processo invece è stato aggiornato al prossimo 26 settembre. E poi a Lozzo a Testino la denuncia di 2 diciottenni, sono loro i responsabili, secondo gli inquirenti, degli spari con un fucile ad aria compressa contro alcuni ciclisti. Sparavano ai ciclisti con una carabina da soft air. Per questo 2 giovani di 18 anni residenti in provincia di Padova sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Lozzo a Testino. 2 gli episodi che li vedono coinvolti, entrambi nel pomeriggio di lunedì di Pasquetta. Il primo episodio si è verificato in via Vasche, nella frazione di Vovecchio, dove un ciclista è stato colpito alla gamba sinistra da alcuni pallini. La vittima ha fornito ai militari il modello, il colore e la targa parziale dell'auto dei responsabili, oltre a un dettaglio distintivo: la presenza di tendine bianche nel lunotto posteriore. Grazie alle immagini di videosorveglianza comunale, i carabinieri hanno rapidamente individuato il veicolo e risalito al proprietario. Il figlio di quest'ultimo, uno dei 2 diciottenni, ha consegnato spontaneamente l'arma, una carabina elettrica da soft air di vendita libera, prelevandola dal sedile posteriore dell'auto. L'arma è stata sequestrata. Le indagini hanno permesso di ricostruire anche un secondo episodio ai danni di 3 ciclisti lungo via Marconi a Vo. I 2 giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rovigo per getto pericoloso di cose. Agosto 2024, Paolo Michielotto si toglie la vita dopo aver perso il lavoro alla metro di Marghera. La famiglia non ci sta e vuole giustizia. 2 anni dopo il Tribunale del Lavoro sentenzia quel licenziamento fu illegittimo. Sono contenta che sia stato riabilitato il nome di mio fratello, perché era una persona brava, onesta, un lavoratore integerrimo che ha dato anima e corpo per l'azienda, basta, non le posso dire altro. Poche parole ma incisive, quelle della sorella di Paolo Michielotto, il dipendente 55enne del magazzino Metro di Marghera, che nell'agosto 2024 si tolse la vita dopo aver perso il posto di lavoro per un presunto danno di 880 euro all'azienda. Dopo circa 2 anni è arrivata la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia. Quel licenziamento era illegittimo. La sentenza ha riconosciuto questo, cioè che il licenziamento era eccessivo rispetto ai fatti contestati e di conseguenza è stata condannata la Metro a risarcire la famiglia di 15 mensilità. CGIL Veneziana e Filcams avevano avviato insieme alla famiglia una causa legale contro il licenziamento. La famiglia aveva rifiutato un risarcimento diciamo così, prima della causa, perché voleva avere la certezza, voleva avere la sentenza che dichiarasse appunto che il licenziamento è un licenziamento eccessivo, e questo è stato. Quindi è contenta di questa situazione, ovviamente non è contenta, cioè chiaramente la situazione è tragica per quello che sappiamo. Impiegato come addetto alle vendite, secondo l'azienda Michielotto aveva agevolato alcuni clienti consentendo di risparmiare sulle spese di spedizione, pratica contestata inizialmente sospendendolo e poi licenziandolo e calcolando il danno in 280 euro. Michielotto, dopo oltre 30 anni di lavoro, si era così rivolto al sindacato per impugnare la decisione, ma 10 giorni dopo si tolse la vita. Noi siamo qui oggi appunto per chiedere alle aziende di trattare i lavoratori con dignità e di non umiliarli. Ci dispiace che oggi Paolo non potrà gioire con noi
questa sentenza. E ringrazio i familiari che con tutto il dolore sono riusciti a portare avanti insieme all'ufficio legale della CGIL e allo studio Azzarini questa causa, che ha riportato la dignità di Paolo, ecco, ha confermato la sua forte dedizione al lavoro, il suo lavoro esemplare che ha sempre effettuato. Ecco, solo questo purtroppo ci dà questa gioia oggi, ma il resto è una giornata triste di una pagina del lavoro. A Bassano del Grappa una villetta in fiamme, l'intervento dei vigili del fuoco, sono stati momenti davvero di paura. Un cortocircuito al condizionatore, col vento, un po' d'aria e quindi sono proprio niente, disastro. All'interno com'è l'abitazione? Male, tutto andato. Come si sente? Devastata, come mi sento. Perdi una vita. Nelle parole della signora Maso, la proprietaria della villetta andata a fuoco, c'è tutta la disperazione per aver perso in pochi minuti la sua casa. Bruciati i ricordi di una vita, non c'è nulla da salvare, soprattutto al piano terra di questa abitazione di Strada del Brolo a Bassano. Quando è scoppiato il rogo in casa c'era lei con il marito Tiberio, tutto è partito dall'esterno, le fiamme si sono propagate molto rapidamente. Al lavoro per diverse ore le squadre dei vigili del fuoco di Bassano e Cittadella. Sicuramente è partito dall'esterno perché loro si trovano all'interno. La casa è completamente inagibile? La casa viene chiusa totalmente. L'appartamento non è più agibile e lo stesso la tettoia fuori. I proprietari sono stati costretti a lasciare la casa. I vigili del fuoco hanno raccolto e portato fuori qualche indumento, alcune valigie, un paio di borsoni con il necessario almeno per cambiarsi. Comprensibilmente sconvolto il proprietario che ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Che cosa ci racconta di quello che è successo? Non so niente. Sul posto anche gli agenti del commissariato di polizia. Le abitazioni della zona sono state evacuate, vista la presenza anche di una bombola di gas. Era collegata a un barbero chiusa. Che è stata portata all'esterno? Portata all'esterno dalla tettoia, messa in sicurezza. Non mi lasciano entrare, a me che la mia è questa di qua un po' staccata, però adesso io non sono in sicurezza di là, non lasciano entrare nessuno. I residenti hanno potuto far rientro in casa soltanto dopo la messa in sicurezza dell'area. E ha fatto temere il peggio la colonna di fumo nero nella tarda mattinata di oggi a San Biagio di Calata. Non era un'abitazione in fiamme, ma un camion in fiamme su una rotatoria. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, ovviamente le pesanti ripercussioni sul traffico. Paura a San Biagio di Callalta, dove in mattinata, improvvisamente, nella grande rotatoria di Olmi, sulla Postumia Ovest, un camion pubblicitario ha preso fuoco ed è stato completamente distrutto dalle fiamme. A dare l'allarme gli automobilisti che seguivano il mezzo pesante e che sono riusciti a segnalare all'autista il fumo e le fiamme che uscivano dal cassone. L'uomo ha accostato il mezzo ed è uscito subito dalla cabina mettendosi in salvo. Immediatamente sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, i pompieri con un mezzo e l'autobotte per l'approvvigionamento idrico che hanno domato le fiamme con estintori e acqua, impedendo che l'incendio si propagasse alle aree circostanti. Nel frattempo la polizia locale gestiva il traffico, andato in tilt per un paio d'ore con le auto e altri camion tenuti a distanza fino all'arrivo del carro attrezzi che ha rimosso la carcassa.
Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Ed è stata una mattinata di incidenti, sempre della marca trevigiana, questa volta a Loria. Anche qui le ripercussioni al traffico non sono mancate. Parliamo di un'autocisterna carica di sostanze chimiche che si è ribaltata questa mattina in via Callalta a Loria per causa in fase di accertamento, illeso l'autista. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Castelfranco con il nucleo NBCR ha evitato lo sversamento dei 19.000 litri di isocianato che il mezzo trasportava. Le squadre impegnate sul posto hanno svolto assistenza a una ditta privata che si è occupata del travaso della sostanza e del recupero della cisterna ribaltata. Sul posto anche la polizia locale per la gestione del traffico e i rilievi di competenza, e quindi inevitabili, come dicevamo, le ripercussioni sul traffico. Un'operazione importante della Guardia di Finanza di Venezia a livello regionale con il recupero di oltre 254.000 euro di bolli non pagati sugli aeromobili privati. Oltre 200.000 euro, per l'esattezza 254.746, soldi recuperati al termine dell'operazione Sky Clear condotta dalla Guardia di Finanza di Venezia. Si tratta di denaro proveniente dalle imposte erariali non versate sugli aerei privati. I controlli delle Fiamme Gialle hanno riguardato circa 120 velivoli basati in Veneto, analizzando i dati di 48 tra aeroporti minori e aviosuperfici. Dalle verifiche sono emersi 19 proprietari irregolari, inclusi i soggetti con aeromobili immatricolati all'estero ma utilizzati stabilmente in Italia. Gli accertamenti si sono concentrati sull'imposta prevista che disciplina il pagamento della tassa sul possesso di aeromobili. Cambiamo argomento, torniamo a parlare dell'imprenditore, della scelta dell'imprenditore che a Treviso ha deciso di ospitare, di pagare vitto e alloggio in alcune strutture alberghiere ai migranti che erano stati sgomberati dal Park dal Negro e poi avevano dormito sotto i portici, sui portici vicino al municipio, scatenando ovviamente anche le polemiche politiche. Ieri appunto l'intervento, la decisione di questo imprenditore che ha voluto restare anonimo tramite, grazie all'intervento anche di Mirella Tuzzato. Si è scatenato anche un odio social nei suoi confronti e nei confronti di questa operazione, e intanto i giovani migranti hanno passato la prima notte su un letto. Le ho sentiti questa mattina alle 7:30, erano veramente contenti perché finalmente avevano dormito su un letto, perché hanno dormito su un letto. Un pasto caldo, un bagno a disposizione, la prima notte in un letto, vestiti puliti con cui andare al lavoro l'indomani. Per gli 11 giovani stranieri che si erano accampati sotto i portici di via Municipio, molti dei quali in precedenza allontanati dal Park dal Negro, una parentesi di normalità, sebbene la bufera politica continui e il futuro rimanga incerto. Li abbiamo intercettati tutti. Tramite loro, naturalmente sono loro che si chiamano, che si parlano, e il problema è che molti hanno paura, molta paura, perché hanno perso i documenti. Anzi, io vorrei anche lanciare un appello: se qualcuno sa di questo zaino con questi documenti di questo ragazzo che è veramente demoralizzato di più, di riportarglielo. Una settimana di vitto e alloggio offerta da un imprenditore che si è rivolto a Mirella Tuzzato, presidente dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, giudicando inaccettabile il grado di disperazione di questi migranti. Lui, quando ha sentito questo ragazzo che ha detto "se questa è vita voglio morire", lui mi ha chiamato, ha detto "io non posso sentire questa frase su un ragazzo giovane, potrebbe essere mio figlio, mio nipote, e non dare la possibilità a questo ragazzo di dire guarda che ci sono anch'io, che posso aiutarti". Proverò una settimana quello che posso fare, ma spero che altri lo facciano. Imprenditore che continua a mantenere l'anonimato non tanto per modestia quanto per paura, dice, di ritorsioni, perché il clima intorno al tema accoglienza, quello politico ma anche quello sociale, rimane infuocato. Lo dimostrano i violenti messaggi che gli sono stati indirizzati via social. Di qualche frase sua. Che non pensava ci fosse così tanta cattiveria, che ce ne fosse sì, ma così tanta cattiveria e ignoranza, ecco, non se l'aspettava.
Una goccia nell'oceano, continua a definirla Mirella, che a qualcuno però dà fastidio e che qualcun altro considera di fatto inutile. L'imprenditore, che non so chi sia, un imprenditore anonimo, io lo ringrazio perché per una settimana darà speranza a questi ragazzi. Ma finita la settimana... Che si fa? Cioè, come dire, dopo? È questo il tema, no? Intanto cominciamo da questa settimana e poi vedremo, perché se cominciamo a dire sempre ma ce ne saranno altri, ma intanto cominciamo con questi 11 e poi vediamo. Soluzione accolta con favore anche dalla diocesi che, malgrado il duro attacco ai parroci che hanno difeso i migranti, ha evitato di polemizzare con il comune. Lei sta già pensando a come fare dopo questa settimana? Io intanto cercherei lavoro a questi ragazzi che mi hanno detto uno fa il saldatore, uno fa il giardiniere, uno è muratore, altri 4 lavorano i campi, perciò sanno fare la raccolta. Ecco, vorrei capire, adesso mi informerò con chi di dovere, come fare per aiutare questi ragazzi a trovare un lavoro. E poi la sistemazione, a mio avviso, la troviamo. Basta unire le forze, ecco, che le associazioni non rimangano divise, che la Chiesa unisca. Ecco, e che gli amministratori devono capire che anche loro devono fare un grande tavolo con chi di dovere e con le persone competenti che hanno nel loro territorio. Lancio il mio appello, no, a tutti quegli imprenditori che fanno uso della manodopera di queste persone durante il giorno, che se di giorno sfrutti la loro manodopera, fai lo sforzo di dar loro l'ospitalità. Un'altra polemica di questi giorni e di queste ore è quella riguardante il cappello alpino donato in una cerimonia sabato scorso a Verona ai volontari, i 180 volontari che hanno prestato servizio alle Olimpiadi di Milano Cortina, e oggi arriva sui social la lettera del numero 1 dell'ANA nazionale, Sebastiano Favero. Il cappello alpino non è una discrezione dell'ANA. Lo scrive a chiare lettere il presidente delle Penne Nere, Sebastiano Favero, che in un lungo post su Facebook esprime grande stupore per i tanti anche violenti commenti sull'argomento. Chi è stato arruolato tra gli alpini, anche se poi transitato in altre componenti, ricorda Favero, il cappello lo ha ricevuto col vestiario e lo ha tenuto con pieno diritto di usarlo secondo le regole dello Stato Maggiore della Difesa. Lo stesso vale per i volontari partecipanti alla cosiddetta mini naia e nella medesima condizione, avendo partecipato al corso nel centro addestramento alpino, si trovano anche i volontari delle Olimpiadi. Avere il cappello alpino legittimamente ottenuto, sottolinea ancora Favero, non equivale al diritto di essere soci alpini dell'ANA, situazione che prevede un minimo di 60 giorni di servizio in reparti alpini. Tutti gli altri possono solo essere associati con la qualifica di aggregato o amico. L'ANA, ribadisce il presidente, pur esprimendo enorme riconoscenza, non può consegnare il cappello alpino a meritevolissimi volontari aggregati o amici e neppure a quelli che si sono messi a servizio della popolazione in fatti emergenziali. Favero respinge il tentativo di boicottaggio dell'imminente adunata nazionale di Genova e chiede scusa ai tantissimi aggregati amici dell'ANA che avranno pensato di essere considerati come negletti o figliastri. C'è una importante novità che viene da Roma e riguarda il fermo che è stato proclamato da parte degli autotrasportatori a livello nazionale e quindi anche in Veneto. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, c'è stato un incontro a Roma tra l'associazione aderenti a Unatras con i vertici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dice l'associazione sono stati ottenuti riscontri positivi e impegni concreti su tutte le principali questioni all'ordine del giorno, dal caro carburante agli interventi normativi urgenti fino alle risorse per la mobilità sostenibile e alle criticità del trasporto insulare. Quindi ci sono delle aperture importanti dopo la proclamazione del fermo e quindi forse uno spiraglio per evitare il fermo proclamato per fine maggio da parte degli autotrasportatori. Insomma, è uno spettro di cui si è parlato e che ovviamente rischia di mandare in tilt e di bloccare l'intera attività economica e non soltanto del Veneto. E intanto, a proposito di economia, la senatrice leghista Mara Bizzotto è diventata sottosegretaria al Ministero delle Imprese del Made in Italy al posto di Massimo Bitonci. Il giuramento e le prime parole e ovviamente i primi impegni che riguardano ovviamente le aziende e la pressione su Bruxelles.
Subito al lavoro per imprese, filiere produttive e mondo del lavoro. La senatrice bassanese Mara Bizzotto assume oggi l'incarico di sottosegretaria al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e indica la rotta: meno burocrazia, più competitività. Nel suo primo intervento, dopo il giuramento, Bizzotto ringrazia il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il leader della Lega Matteo Salvini per la fiducia. Al centro, dice, chi produce. Sono le imprese a tenere in piedi il Paese. Il contesto è quello di una fase economica complessa, segnata da crisi energetica e gravi tensioni internazionali. Da qui le priorità: accompagnare le aziende nella transizione tecnologica, contrastare la contraffazione e la concorrenza sleale, rafforzare insomma il sistema Italia. E poi il capitolo europeo, richiesta di sospendere il patto di stabilità, rivedere il Green Deal e fermare il sistema ETS, considerati un freno per la competitività. Bizzotto annuncia un lavoro in stretta sinergia con il ministro Adolfo Urso e una serie di incontri nei territori direttamente nelle fabbriche. Obiettivo dichiarato: ascoltare imprese e lavoratori e costruire, passo dopo passo, crescita e sviluppo. La sanità, operazione all'avanguardia a Padova. Avevamo un caso di un paziente con una neoplasia renale molto complessa, in cui il rischio era di dover asportare tutto il rene, mentre sappiamo che soprattutto con la chirurgia robotica la tendenza è di asportare solo la lesione preservando il resto del rene. Per essere sicuri di fare la cosa migliore, avendo a disposizione diversi approcci, abbiamo deciso di far stampare quello specifico rene, e quindi è stato stampato e creato un modello in silicone customizzato, cioè specifico per quel paziente. Su quello abbiamo provato diversi approcci, selezionando il migliore, che poi è stato applicato al paziente, e questo ha permesso di eseguire un intervento molto più rapidamente, in una maniera molto poco invasiva, per cui il paziente non ha perso sangue, è stato dimesso in prima giornata e sta benissimo. Eccolo il modellino di incredibile realismo su cui si sono esercitati i chirurghi di urologia dell'azienda ospedale di Padova. Grazie a questa riproduzione in 3D, il paziente affetto da una neoplasia complessa al rene ha superato con successo l'intervento realizzato con l'impiego della chirurgia robotica. Questa è una delle potenzialità di questa tecnica. È la punta di un iceberg, nel senso che comunque appunto tantissima attività robotica viene fatta presso l'azienda ospedaliera e sta aumentando di fatto negli anni sempre di più. Tra l'altro appunto intervenire con i robot significa ridurre innanzitutto i tempi dell'intervento della degenza, ridurre le complicazioni. Grazie alle immagini della TAC è stato creato il modello personalizzato in 3D in un materiale che rende molto simile ai chirurghi l'esperienza dell'operazione. Centrale anche l'utilizzo della chirurgia robotica, che trova sempre maggiore impiego nelle sale operatorie. La robotica sta soppiantando la laparoscopica e questo è il futuro. Quindi questa è la storia della robotica, che sempre più, io vedo ad esempio colleghi chirurghi generali, i chirurghi del fegato e delle vie biliari, chirurghi toracici, chirurghi pediatri, ginecologi, otorinolaringoiatri, trapianti renali, cioè tutte queste realtà incidono sul gruppo robotico dell'azienda. Vi lascio al meteo, arrivederci.